L'ultimo intervento di Nino Bandino, che conoscete tutti, e che il punto di vista del cronista, essendo stato per più di 20 anni alla Nuova Sardegna, nella redazione di Nuoro, ma anche quella dell'attento osservatore politico, da militante politico, da acuto osservatore delle cose sociali, per cui abbiamo un'altra visuale di questo personaggio di cui stiamo discutendo oggi, che è appunto l'avvocato Giuseppe Melisbasso. Prego Nino. Grazie, buonasera a tutti. Intanto voglio fare i complimenti. Si sente? Sì. Voglio fare i complimenti per il titolo del libro, Il pane della giustizia, è un titolo bellissimo. Molti potrebbero soffermarsi e dire: ma che c'entra il pane con la giustizia? Però c'è un detto sardo che recupera Melisbasso, che giustifica questo titolo. Il detto sardo dice: mezzo manche su pane che sa giustizia. Meglio manchi il pane che la giustizia. E che dà il senso della sete di giustizia, della fame di giustizia che c'era nel popolo sardo in determinati periodi, tanto che è diventato un detto, il pane della giustizia. Quando per giustizia in Sardegna, lo spiega bene Melisbasso in questo libro, si intendevano i carabinieri, sai, giustizia, quindi sono carabinieri. Il concetto astratto di giustizia non c'è, però in questo detto, mensur manca sul pane che sai giustizia, c'è qualcosa di profondo che ripropone il problema. Probabilmente c'era un estremo bisogno di giustizia che questo titolo sa esaltare e sa rendere molto bello, il pane della giustizia. Ma non è questo l'argomento. L'argomento che vorrei introdurre io è il periodo del grande salto, anni 80-90, dove si esplode la recrudescenza del sequestro di persona e dove ritroviamo gli interventi più interessanti di Melisbasso, non che gli altri non siano interessanti, ma perché per comodità possiamo dire che i sequestri di persona si possono dividere in 4 o 5 capitoli: anni 50 e anni 60, anni 70 col terrorismo politico, la ripresa e la svolta negli anni 80-90 e poi la scomparsa improvvisa del sequestro di persona. La scomparsa improvvisa dopo la morte di Lombardini, di cui ci ritorneremo, che è un punto che tocca Melisbasso, ma che gli intellettuali sardi non hanno mai affrontato a dovere, per l'importanza che può costituire nella ricerca e nella scoperta della verità, per poter intervenire e arginare per sempre questo fenomeno. Ho suddiviso il periodo dei sequestri in 4 parti per dire che nelle prime parti, anni 50 e 60, la società sarda, la comunità sarda in pratica ha favoreggiato il banditismo, lo ha protetto, il sequestro di persona ugualmente, non c'erano denunce, non c'erano posizioni di questo tipo. Così anche nel periodo degli anni 70, la commistione anche con forme di terrorismo tipo Barbagia Rossa, cose che vengono
affrontate anche in alcuni interventi di Melis Basso molto interessanti. Fino a quando non c'è la ricrudescenza, la chiamo io ricrudescenza, negli anni 80-90, quando cominciano a essere sequestrate donne anziane, bambini, con mutilazioni, tagli di orecchi, scomparse, donne uccise. C'è stata una reazione emotiva enorme. Questa reazione emotiva enorme ha coinvolto anche le redazioni dei giornali, dove esistevano posizioni diverse. All'interno dei giornali, tra i vari giornalisti, c'era la formazione, c'era il giornalista formatosi nella prima commissione d'inchiesta, che aveva un taglio economicista, i cicli della crisi economica, che producevano il sequestro di persona, la criminalità, la ricrudescenza. C'erano altri che dicevano: ma no, il fattore comincia a diventare, la causa è più culturale, e la commissione regionale d'inchiesta alla quale lei ha partecipato ha messo in risalto questi aspetti. Quegli anni, 2 decenni, 80, 90, parte del 2000, hanno svelato un mondo e hanno presentato figure di intervento che, tipo quella di Lombardini, che Melis Basso si rifiuta di chiamare zona grigia, ma lo chiama caso Lombardini. Non lo so se lo faccia per una questione di pietà umana o altro, però nel caso Lombardini c'è questo, che scoppia uno scandalo di trattative parallele tra la magistratura incaricata dell'inchiesta e un'altra rete di inchiesta su cui poggia la famiglia, che è costituita da persone scelte da Lombardini stesso. A me è capitato, per esperienza personale, di aver seguito il processo per Piera de Murtas, dove sono saltati fuori i nomi del presidente Cossiga, di Lombardini come teste chiamato a deporre, di Nanni Terroso, suo uomo di fiducia, del capo della Criminal Pol di Sassari, della polizia, del capitano Tenardi di Ozieri, i quali denunciano l'esistenza di questa rete parallela che disturba o impedisce l'inchiesta normale, ordinaria. Mi ricordo che tornai dal processo, comunicai la notizia, e in quello stesso processo salta fuori anche la notizia delle Scildi, del sequestro delle Scildi, dove era intervenuto Cossiga sulla Thatcher. Contrario, era Thatcher su Cossiga, perché Cossiga allora era ministro degli interni, e la Thatcher, siccome gli Scildi erano parenti della Thatcher, la Thatcher è intervenuto su Cossiga. Mi ricordo quando sono tornato, il direttore del giornale mi ha chiamato e io gli ho detto: che è successo? Ma no, cioè, il presidente, allora Cossiga era presidente, il presidente Cossiga è saltato fuori come, e chi ha fatto i nomi sono questi ufficiali, eccetera. Ma sei sicuro? Sono sicuro, altrimenti no, è tutto a verbale. Lì c'è stato un momento di paralisi, gli hanno detto: Bandino,
per cortesia puoi aspettare mezz'ora, fate voi. Dopo mezz'ora mi richiama il direttore e mi dice puoi andare, puoi scrivere, ma mi raccomando, sottolinea che il presidente Cossiga è intervenuto per la liberazione dell'ostaggio. Tra me e me non ha avuto il coraggio di dire in faccia le cose, ho detto, ma quantomeno non avrà chiesto parte del riscatto. Che vuol dire? Vabbè, questo era un clima particolare che si viveva, dove c'era la voglia di denunciare questo scempio, questo reato. E in quelle occasioni, io che leggevo gli interventi di Melis Bassu, non tutti li leggevano, però io che leggevo gli interventi di Melis Bassu, mi ricordo che, cosa che poi è presente sempre in questo libro, mi ricordo vabbè, no, è giustificato, tanti preti che c'è il paese per forza. Stavamo dicendo. Mi ricordo. Sì, in alcuni interventi, soprattutto in uno, l'intervento di Melis Bassu, pone al centro alcune questioni che ci hanno aperto un po' gli occhi, hanno aperto le coscienze, anche ai giornalisti, con i quali non è stato mai tenero, che ha rimproverato, pur tenendo conto del mestiere difficile che è quello del giornalista. E lui stesso però comincia a mitigare il giudizio, dice beh, il vostro mestiere è quello di raccontare, però oltre a raccontare a voi serve capire il fenomeno, dovete fare uno sforzo in questa direzione nell'analisi, altrimenti non se ne esce mai, non si riesce mai a contrastare questo tipo di reato. E allora per spiegare come bisogna fare comincia a fare l'elenco di alcune cose fondamentali. Intanto bisogna cambiare la legge sui sequestri di persona. La legge non può prevedere un reato contro il patrimonio per quanto riguarda i sequestri. Non puoi giudicarlo in base a questo criterio. Il reato è quello di danni al patrimonio. No, non è possibile. In mezzo c'è una persona, i danni sono contro la persona, il reato è contro la persona, quindi le pene devono essere adeguate, più gravi, più pesanti. Non solo, ma quella persona che è vittima rischia la morte, se non paga c'è il pericolo di morte, quindi c'è un aggravante, un'ulteriore aggravante. Ecco, tutte queste posizioni assunte da Melis Bassu creavano un dibattito interno anche alle redazioni, tra quelli che diceva avevano una formazione economicista e si contrapponevano, da quelli che dipendevano soltanto dalle caserme dei carabinieri perché da lì prendevano le notizie e se non rigavi lungo la linea che dava il colonnello insomma, preferivano altri giornalisti, per cui ecco, c'era questo dibattito, però all'interno di questa condizione, di questa situazione, c'è stata una svolta, c'è stata una presa di coscienza tale per cui, primo, la denuncia dei sequestri di persona per quanto riguarda la figura delle donne, dei bambini, delle mutilazioni, questa denuncia si incrementò moltissimo, colpì i sentimenti della gente, la reazione popolare è stata fortissima anche per merito delle cronache. Naturalmente rimane sempre presente il consiglio dato da Melis Bassu che
oltre alle cronache, bisogna prendere coscienza, perché prendendo coscienza si superano i grandi scogli, i grandi problemi. Un altro punto che vorrei sottolineare è il suo rapporto con Michelangelo Pira, questo lo dico anche perché Vitesse. Lui riconosce in questo testo a Michelangelo Pira il merito di aver fatto il grande salto teorico, perché nella rivolta dell'oggetto, il grande salto teorico nell'analisi, perché per la prima volta si introduce un tipo di analisi sociologica che prima non esisteva. Come è stato sottolineato da qualche parte, il codice della vendetta barbaricina è un codice che si può racchiudere dentro la realtà orunese, perché è frutto di interviste fatte a pastori di Orune. Da lì nasce il codice interno di Antonio Pigliaro. Però non può assurgere a livello teorico se non c'ha un approccio di tipo sociologico, non può assurgere a livelli alti. E di questo però Melis Basso sottolinea con puntualità. Ne era consapevole anche Antonio Pigliaro, del superamento del codice interno, una cosa importantissima. E sottolinea ancora una volta che è stato merito di Michelangelo Pira aver introdotto l'analisi sociologica che ha fatto fare questo grande salto teorico, e per cui l'analisi del sequestro di persona può continuare su basi più sicure, compreso anche l'aspetto economico che qualcuno ha già toccato. Il sequestro di persona era una questione economica, afferma Michelangelo Pira, perché era più facile in quel periodo guadagnare attraverso il rapimento degli uomini, delle donne, dei bambini, eccetera. Oggi come oggi invece è scomparso, non ci troviamo più di fronte ai sequestri di persone, evidentemente ci sono altri affari, altre condizioni economiche che attirano la criminalità isolana, che però, ecco l'altro punto fondamentale toccato da Melis Basso, che però non può diventare mai non è diventata mai criminalità organizzata come la mafia, perché noi molte volte nelle cronache, come giornalisti, abbiamo commesso quell'errore di parlare di un nuovo corso di tipo mafioso quasi quasi, mentre così non era, perché spiega benissimo Melis Basso, la mafia risponde a una funzione unitaria, ogni cosa risponde a un uno che comanda. Qui invece la criminalità sarda era una criminalità di tipo occasionale, cioè bande che si formano, fanno il colpo, si scompongono, è finito così. Sono queste le grandi lezioni che ha dato Melis Basso soprattutto ai giornalisti. Secondo me hanno cominciato a introdurre nei loro scritti, nelle loro cronache, nomi tipo Antonio Piglia, Donario Pinna, Michelangelo Pira, cominciano a essere citati anche nelle cronache, segno questo di una presa di coscienza che c'è stata e che viene da quegli anni di quegli anni 80-90 che ho definito di recrudescenza, ma anche di svolta. Due parole su Lombardini e concludo. E torno alle nostre cronache anche. Chi era Lombardini per i giovani? Microfono bene però, metti il Non microfono. sanno chi era Lombardini. Allora, Lombardini era un giudice
un giudice sardo, chiamiamolo così sardo, anche se le origini probabilmente non erano sarde, ma questo poco importa, insomma. Lombardini puntava a forzare la situazione in nome di un efficientismo e quindi a piegare le regole pur di ottenere il risultato, pur di ottenere l'arresto della banda, pur di ottenere la costituzione dei banditi, dei latitanti, e piegava le leggi dello Stato allora vigenti ad uso e consumo suo, va bene, e si creavano delle reti parallele di indagine scavalcando la magistratura incaricata. Nella fase finale venne scoperto e si suicidò. Morto Lombardini, finito il rapimento di Silvia Melis, finisce il sequestro di persona, anzi ce ne furono due, e voglio concludere ricordando questo aspetto. 2 tentati sequestri, uno lo seguì io ed era di un mio omonimo, lì al mare, tentato sequestro, fallito. L'altro a Olbia. Dopo un paio di giorni la Nuova Sardegna pubblica un'intervista a uno 007 dei servizi segreti, intervistato da Fiorentino Pironti, vice direttore, che pubblica questa interessantissima intervista che dà il senso delle cose che stanno accadendo. Che pubblica questa intervista senza fare il nome dell'agente, dell'ufficiale dei servizi segreti, al che gli telefono, reduce anche dal processo dove c'era Lombardini, eccetera. E gli dico: Fiorenti, scusa, ci avete sempre insegnato che bisogna fare nome e cognome della persona che viene intervistata. Non si è mai visto un'intervista a una persona anonima e dice lì o prendere o lasciare. O prendere o lasciare. L'intervista conteneva un messaggio micidiale. L'intervista diceva: noi siamo la banda Lombardini, 60 persone coinvolte, 40 nei servizi segreti, 20 sono personaggi comuni ma delinquenti infiltrati nelle bande dei sequestratori. Costo di tutta l'organizzazione 10 miliardi. Se lo Stato non ci riconosce tutti, continueremo a fare i sequestri di persone. Finisco qui. Dopo la morte di Lombardini finiscono i sequestri di persone. Zona grigia.